Ancora ne ho 3 anni, questa volta sono tutte femmine. In 10 al via per il tiro di Country Matley. Lo schieramento: 1 Chantal, 2 Ciubu dei Greppi, 3 Circe Cole, 4 Cluny dei Greppi, 6 City of Star, seconda linea, 7 Cuore di Fata, 8 Catherine Rec, 9 Chloe Jet, 10 Chanel, 11 Cartagena Pax. I favori per Cluny dei Greppi, numero 4 Maurizio Cheli in sediolo, in scuderia con Ciubi dei Greppi numero 2, macchina che accelera con Cluny dei Greppi che va subito in testa, mentre City of Star si accoda in seconda posizione davanti a Chantal che sbaglia. All'imbocco della piegata l'errore di Chantal lascia in terza Numero posizione 1 Chantal squalificato. a distanza dalla testa, con Cluny dei Greppi che ha preso comodamente il comando. City of Star Numero un paio di 7 lunghezze, Cuore di Fata squalificato. Circe Cole, via via tutti gli altri, con la squalifica anche per Cuore di Fata intanto. Se ne vanno i 400 iniziali con Cluny dei Greppi che li completa in 32,2. Posizioni invariate sulla piegata, c'è soltanto il tentativo di progressione da parte di Cartagena, Cartagena Pax sembra. Numero 11 Cartagena Pax squalificato. È squalificata Cartagena Pax ed è all'esterno il numero 10 Chanel che tenta di progredire. Si trascina Chloe Jet mentre gli 800 se ne vanno in 1, 3 e 4 con 15 e 3, prima accelerazione davanti alle tribune. In seconda posizione sempre il City of Stars davanti a Circe Cole, all'esterno rimane Chanel. Questi 4 davanti a tutte le altre, il chilometro in 1,18,9 di comodo fin qui per Cluny dei Greppi che ora comincia ad accelerare. City of Stars si mantiene in seconda posizione, Chantal all'esterno, Circe Cole in terza posizione lungo la corda. Cavalle a 400 dalla conclusione, ora parziale in 15 netto per Cluny Numero dei Greppi. 3 Circe Cole squalificato. Intanto ha sbagliato anche Circe Cole e siamo a metà della curva finale con isolati in avanti Cluny dei Greppi e City of Star. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo dopo un parziale in 15,3, Cluny dei Greppi allunga ancora e nel finale viene a raccogliere la seconda vittoria consecutiva Cluny dei Greppi, Maurizio Cheli, secondo posto per City of Star, al terzo chiude Chanel, 1,17,4, il ragguaglio conclusivo con un doppio 30,5 a chiudere. Davvero una buona puledra questa Cluny dei Greppi che Maurizio Cheli per conto di Vincenzo Mango porta al successo in maniera davvero molto molto disinvolta. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Cluny dei Greppi avanti a City of Star, mentre al terzo a distanza chiude Chanel.